Oggi parliamo ancora una volta di finanza e in particolare di un argomento che è passato un pochino in sordina in questi giorni, ma penso valga veramente la pena spenderci qualche parola e un pochino di energie per registrare questo video, perché credo sia un argomento molto importante. Parliamo degli Eurobond. E Coffee, il caffè economico che lascia l'amaro in bocca. Alcuni paesi europei attualmente si trovano molto in difficoltà per via del grosso debito pubblico accumulato nel tempo, dell'elevato tasso di disoccupazione e soprattutto delle modeste prospettive di crescita. Questi paesi, tra cui purtroppo anche l'Italia, devono emettere nuovi titoli di Stato per poter onorare i propri debiti. Questo significa che si fanno prestare dei soldi per far fronte alle spese che devono affrontare. Questo però è un problema. E per quale motivo? Per il semplice motivo che chi presta i soldi all'Italia è spaventato dal cattivo andamento del nostro paese. E purtroppo questa poca fiducia ha come diretta conseguenza l'innalzamento dello spread. Questo perché si alzano i tassi di interesse. Ora, dello spread ho già parlato in altri due video, che vi lascio qui in alto a destra. Se non sapete di che cosa parlo, guardateli. Ma se questi paesi come l'Italia hanno questo clima di sfiducia così forte, altri paesi hanno situazioni completamente opposte. Infatti i Bund a 10 anni, che sono i titoli di Stato tedeschi che scadono dopo 10 anni, questo significa che il capitale che hai prestato alla Germania ti viene rimborsato dopo 10 anni, hanno un tasso di interesse di meno 0,338%. Sì, hai capito proprio bene, è un rendimento negativo. Questo significa che per prestare i soldi alla Germania non solo non ricevi un tasso di interesse, ma devi anche pagare. Da un punto di vista pratico questo significa una sola cosa, che i soldi è più sicuro darli allo Stato tedesco, perché c'è più fiducia nella Germania, piuttosto che tenerli in tasca. E attenzione però perché la Germania non è l'unica nazione che abbia dei tassi di interesse negativi sui titoli di Stato. Questi infatti sono i titoli di Stato a 10 anni francesi. Ed è proprio così che è nata la proposta degli Eurobond, che non è nuova ma ci arriveremo dopo. Semplicemente ci sono dei paesi in Europa che offrono tassi di interesse molto alti e altri paesi che hanno tassi di interesse addirittura negativi. Quindi per quale motivo non emettere dei titoli di Stato europei? Queste obbligazioni riguarderebbero solo i 17 paesi che hanno aderito all'euro, quindi sarebbero come delle obbligazioni dell'area euro. La finalità di questi titoli sarebbe quella di abbassare di molto il tasso di interesse per investire in determinati paesi, come ad esempio l'Italia. Se per ottenere un finanziamento sul mercato noi riuscissimo ad ottenere dei tassi di interesse molto più bassi, sarebbe molto conveniente per noi perché non dovremmo spendere un occhio della testa in interessi per farci prestare i soldi per pagare altri debiti. E al tempo stesso questo è possibile perché io investitore sono rassicurato dal fatto che come garanzia ci siano paesi come Germania e Francia che hanno dei rendimenti addirittura negativi. Quest'idea non è esattamente uscita ieri, sono anni che si discute di questi Eurobond. Tuttavia, Germania e Francia si sono sempre messe di traverso per un semplice motivo. È vero che per noi sarebbe assolutamente un vantaggio emettere degli Eurobond perché potremmo finanziarci a tassi inferiori, ma per Germania e Francia sarebbe leggermente diversa la situazione. Ok, non mi nasconderò dietro un dito, per queste nazioni gli Eurobond rappresenterebbero un vero e proprio svantaggio, però c'è da farsi una domanda. Il gioco vale la candela? Ne vale la pena? Questi paesi sono disposti a fare un sacrificio del genere per far star bene tutta l'area euro? Ed è proprio qui che entra in gioco l'attuale crisi. Questo genere di misure, quindi gli Eurobond, ora vengono visti in maniera molto diversa perché l'emissione di questi Eurobond potrebbe servire a finanziare l'acquisto di mascherine e dispositivi medici per combattere questo coronavirus. Si è espresso ovviamente in maniera favorevole il nostro Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Tuttavia, tutti i paesi messi nella nostra situazione stanno spingendo per questa misura, ma trovano sempre il veto della Germania. Non è detto però che questa misura non venga finalmente attuata, per il semplice motivo che negli scorsi giorni ci sono state delle parole forti dalla Lagarde, le abbiamo già sentite in altri video che trovate qui in alto a destra. Per tempi difficili servono misure forti. Prima di lasciarvi la curiosità economica, vi faccio vedere una cosa che probabilmente i più attenti di voi avranno già notato. I tassi di interesse di nazioni come Germania e Francia sono in calo e questo riflette le misure che hanno messo in campo sia Germania che Francia, che adesso vengono chiamate bazooka. Ho fatto anche un paio di video a riguardo che trovate sempre qui in alto a destra. La curiosità economica di oggi riguarda uno studio condotto dalla Boston University e dalla Warwick Business School.
Questo studio riguarda la correlazione che c'è tra le ricerche su Google, i trend di ricerca su Google e le crisi finanziarie. Si è scoperto analizzando i dati dal 2004 al 2012 che prima di un crollo in borsa aumentano di molto le ricerche nei settori economia e politica.